questa è una nuova puntata dedicata all'Associazione Italiana Impiegati d'Albergo e siamo in compagnia, in questo caso, dei protagonisti della regione Veneto. Siamo qui con Massimo Borriello, il presidente, mi consenta, piacere. Prego. Grazie insomma, e Nicolò Fava, il giovanissimo, che lui è segretario nazionale area, quindi mica pizzeffitte, quindi grazie anche a te Nicolò. E chiediamo l'età solamente a Nicolò, quindi grazie. Prego. Di quanti anni hai Nicolò? 22 anni, wow. Sembra più vecchio, l'ho detto prima, esatto, quindi in compenso sono tutti comunque per le mie fans posso dire 64, ma io avrei detto 50. Ecco, senza condizionale andiamo avanti e avanti. Perché chi sembra più vecchio e chi più giovane siamo tutti coetanei, alla fine è un unico scopo. Esatto. Okay. Dobbiamo raccontare un po' che cos'è AERA in generale e che cosa fa nello specifico AERA Veneto e una novità introdotta da pochissimo, grazie a Nicolò e a un altro protagonista che citeremo dopo, che si chiama Futuraera, giusto? E partiamo col Massimo. Bene. Raccontaci un po' che cos'è AERA e poi che cosa fate voi in Veneto nello specifico. Allora, l'AERA è un'associazione, la più bella associazione di impiegati d'albergo. Di cui faccio parte anch'io comunque, come social. Tanto, e non è poco, e non è poco. Qual è il nostro scopo? Bene, è quello di incontrarsi, di fare squadra, di fare gruppo per poter discutere sulle nostre problematiche, sulle nostre attività, magari evitando di fare degli errori o comunque avendo delle informazioni dai colleghi che mi possano permettere di crescere sia professionalmente che personalmente. E trovare delle soluzioni fondamentalmente. Assolutamente. Bene, da quanti anni esiste AERA? Guarda, l'AERA abbiamo delle notizie, dicono gli anziani, più anziani di me, abbiamo, se non erro, dagli anni 60. Dal 69. Dal 69, quando c'è stato lo sbarco sulla Luna praticamente, siamo nati come AERA. Esatto, che è stato un piccolo passo per noi, ma un grande passo per l'umanità. Benissimo, con questo, quindi sono anni che siamo presenti nella squadra delle varie associazioni, tra le quali abbiamo un'associazione madre che chiameremo madre in quanto raggruppa varie altre associazioni, quindi di secondo livello, che si chiama Solidus. E salutiamo Carlo Gomito che è presidente. Carlo Gomito, presidente, sempre buonasera. Sempre con molto rispetto e metta la faccia dove noi sappiamo, e come diceva il grande Massimo. Ci sono diverse associazioni che rappresentano diverse categorie. Assolutamente. Facciamo un esempio per chi non ci conosce: l'ADA, per esempio, l'Associazione dei Direttori d'Albergo, la FIC, che sarebbe l'Associazione Italiana Cuochi, e chi più ne ha più ne metta, naturalmente la Mira, anche quella dei Metro, quindi c'è quella dei barman, AIBES, eccetera. Quindi, e poi ultima l'AERA che appunto... Ci sono anche le housekeeping comunque, esatto, all'interno, sì, assolutamente, cioè tutte le associazioni di settore del settore alberghiero vengono raggruppate in Solidus, che ha il compito di uniformare e di dare più visibilità a tutti noi, perché naturalmente i numeri poi alla fine fanno la differenza. Di che numeri stiamo parlando? Di che numeri stiamo parlando, segretario? Prego. Solo noi in AERA e tutta la nazione, attualmente siamo circa 200, che è un numero che miriamo appunto a aumentare grazie anche alla collaborazione con Solidus, questa sorta di federazione, o meglio forum nazionale, che coinvolge varie associazioni operanti nell'ambito dell'hotellerie. Appunto questo è il nostro scopo a livello nazionale, che miriamo appunto ad ottenere principalmente tramite due grandi punti, non solo quelli che permettono appunto a noi di unire varie figure professionali per evitare di incappare in errori e comunque aumentare le nostre possibilità di
formazione anche attraverso la discussione della materia turistica, che è molto complessa in Italia, ma soprattutto tramite la cooperazione continua che AIRA intrattiene con personalità del settore, con importanti aziende, che inevitabilmente e fortunatamente consente ai soci della nostra organizzazione di avere la possibilità di creare un network utile all'accrescimento delle proprie prospettive di carriera. E sappiamo bene tutti che in un momento dove il mercato nazionale del lavoro è in lievissima crescita, quanto importante sia appunto avere alle spalle un'associazione che appunto consenta di creare un network di conoscenze professionali. E quindi associarsi conviene assolutamente. È assolutamente indispensabile. A livello di numeri, tu dicevi 200, ma si parla solamente di AIRA, ma di solito sono molto di più, oppure appunto sommare tutti gli iscritti. Ve li dico io, almeno mi sembra dall'ultima volta che ho parlato con Carlo Orbito, parliamo di oltre 30.000 associati, quindi con tutte le varie associazioni. Non è un numero da poco, sono decine di associazioni, non abbiamo citate solo alcune associazioni. Veniamo a noi, quindi quali sono i vantaggi, oltre a quello di creare network, quindi fare in modo tale che tra colleghi ci si confronti, quindi il valore delle relazioni, il valore umano è importantissimo. Quali sono gli altri vantaggi nell'appartenere a un'associazione come AIRA? Gli altri vantaggi cosa sono? Sono, ripeto, la possibilità di crescita personale e professionale. Naturalmente c'è una parte amicale che è molto importante e questo è alla base di tutte le associazioni, perché se non c'è il contatto umano e poi noi addetti al ricevimento, come sai, abbiamo una cosa in comune, il fatto di essere estroversi, quindi avere la possibilità e questo filo comune che ci unisce nell'avere una certa capacità di dialogare, della battuta pronta o comunque di problem solving, di sapere risolvere i problemi quando serve. Abbiamo determinate caratteristiche che ci uniscono. E sono bravissimi anche nel gossip, chi sta al ricevimento, questa è una cosa fantastica e vale la pena essere dentro solo per se vi interessa, non è poco. Faremo un capitolo formazione solo sul gossip. Guardi, signora mia, sfonda una porta aperta. Guardi, quindi diciamo che l'associazione, ripeto, per noi questo network è sostanziale. Come ha detto giustamente Nicolò, più si è e più ci si impegna e più soprattutto si ha la possibilità di connettersi sia come personalmente che attraverso i social oppure attraverso i classici sistemi, il telefono per primo che torna sempre alla ribalta, il caro vecchio telefono, serve sempre per poter avere un dialogo diretto. Noi siamo quelli che facciamo poche chiacchiere e molti fatti, nel senso che alla fine se tu mi chiedi una cosa, se io la so te la vengo a dire o comunque nel caso ti dico a chi ti devi rivolgere senza filtri o senza tirarmela, come si dice, troppo, ma andando direttamente allo scopo, quello della crescita professionale e personale. Esatto, perché in AIRA comunque si organizzano anche dei corsi di formazione, a volte anche gratuiti, tra l'altro per i soci, e poi anche un'altra cosa bella a livello ludico, comunque i semestrali, quindi i viaggi che si organizzano, quindi un momento di formazione sul campo, anche quello di scoperta anche di scoperta del territorio, insomma, quindi scoprire il territorio in una forma in cui magari con altri tipi di viaggi non si riuscirebbe a scoprire. Anche questo è un valore che ho vissuto io in prima persona, quindi mi piace molto raccontarlo e trasmetterlo. In più ti interrompo, l'AIRA Veneto ha una cosa importante. Noi come Veneto, se mi permetti lo posso inserire adesso, organizziamo tra i vari eventi il Gran Premio AIRA Veneto. Il Gran Premio AIRA Veneto che cos'è? È una prova che noi come persone del mestiere, quindi come persone, come si dice? Professionisti. Si può dire professionisti senza offesa, professionisti naturalmente, facciamo fare ai ragazzi questa prova, una prova scritta, una prova orale, anche in lingua, per poter poi raggiungere dopo un
determinato conteggio di punti con una determinata tecnica particolare, di raggiungere poi alla fine un premio che adesso non stiamo a dire perché sennò una sorpresa, poi lo vedremo nelle prossime puntate, soprattutto per i ragazzi della scuola che si dovranno presentare al 13°, al prossimo Gran Premio che siamo per organizzare. Quindi mi raccomando, questo è sostanziale, il Gran Premio inventato naturalmente dal grande e storico Sandro Bravin, che ha trovato lui, diciamo, il bandolo della matassa inventandosi di sana pianta questo evento. Da 13 anni lo portiamo avanti e questo format funziona perché comunque siamo riusciti ad uscire fuori del territorio veneto, appoggiandoci e affacciandoci a delle scuole alberghiere anche di altre regioni, e questo ci onora. Quindi c'è il contatto di questa associazione sia con i siti alberghieri, quindi i giovani che saranno il futuro dell'ospitalità, e anche quelli con il nostri risorse umane, esatto. E c'è il contatto anche con i professionisti, quindi con chi già lavora, nel senso che è un modo per fare da tramite e far inserire anche meglio chi si sta affacciando a questo mestiere con chi già ha iniziato da più o meno tempo questo percorso. E veniamo ai giovani, quindi, nel senso che, anche se vi pagano un cinquantenne, ma no, Nicolò, ti faccio davvero i miei complimenti perché seguo sia te che Antonino Castronovo, giusto? L'ho detto bene il cognome? Assolutamente, sì. E grande Antonino, anche te, lui dalla Sicilia invece, ok, lo salutiamo. Quindi tra l'altro abbiamo uno che a livello, non so se avete sentito, l'accento di Veneto non c'è nulla, diciamo, l'hanno preso quelli da Roma, l'hanno raccattato, sono una spia, lui è quello autoctono invece, come potrete capire. E raccontaci un po' questa iniziativa nata da voi giovani, appunto Futuraira, che cos'è? Sì, questa è un'iniziativa abbastanza recente perché è stata avviata un paio di mesi fa dall'idea appunto mia, di Antonino Castronovo, che mi coadiuva appunto in questa attività, e poi da Mimo Minichino, che è il nostro presidente nazionale. Ciao Mimo, salutiamo. Ciao Mimo. E Mimo, presidente, sempre. E cosa mira questa iniziativa? Sostanzialmente ad allargare tutti i benefici che il nostro buon Massimo ha elencato di AIRA, non solo ai professionisti attuali che operano nell'ambito dell'hotelleria, ma soprattutto anche ai futuri, che non devono intendersi necessariamente come gli studenti, ma anche coloro che si sono appena diplomati o i neolaureati, o comunque i giovani che vogliono, anche appartenenti ad altri ambiti economici, che vogliono comunque affacciarsi a questo comparto. E cosa facciamo? Noi miriamo a creare un network di cooperazione tra di loro, fornire l'esperienza di AIRA e i contatti di AIRA per migliorare e aumentare le loro possibilità di carriera. Naturalmente AIRA ha quasi 50 anni di storia e ne ha viste e ne ha conosciute di persone, di strutture alberghiere e non solo, per cui insomma siamo in grado anche di appunto fornire aiuto in senso positivo, insomma, perché poi supporto. Esatto, supporto. Dio aiuta chi si aiuta, quindi insomma supporto di certo, o comunque possibilità concrete a coloro che vorranno appunto unirsi a noi nel migliorare il proprio percorso professionale, anche attraverso il coinvolgimento di professionisti che in modo affine al nostro comunque si interessano del comparto dell'hotelleria. Forniremo ad esempio anche assistenza nell'ambito legale, informazione e anche attraverso la nostra concetta relativamente ai bisogni di persone con esigenze particolari, per cui sono tutte conoscenze aggiuntive che sicuramente potranno aumentare il bagaglio di conoscenze di coloro che si uniranno a noi, così come appunto le loro possibilità di carriera, e questo è quello che noi miriamo appunto a assolutamente. Colgo l'occasione per ricordare che i giovani hanno una chance in più rispetto a noi vecchi, che essendo i famosi millennials, avendo una mentalità non analogica ma digitale, giustamente sanno adoperare i nuovi mezzi social, e quindi ora stanno nascendo delle nuove figure professionali all'interno degli hotel che possono tranquillamente ricoprire
senza neanche, cioè, entrando direttamente, sì, una cosa molto spontanea per loro che sono nati con già con questa predisposizione. Noi, quando ero ragazzo io, noi siamo quelli che sistemavamo la televisione, invece loro sono quelli che si manettano al computer dalla mattina alla sera e hanno una velocità incredibile sui loro smartphone, cosa che odio personalmente. Ma apriamo e chiudiamo questa parentesi. A proposito di questo ci tengo anche io a precisare questa cosa, nel senso che è bello anche in AERA avere, diciamo, la parte dei giovani, giovanissimi, e la parte, insomma, di quelli più esperti, maturi, nel senso che la ricchezza sta proprio in questo, nell'unire le proprie esperienze, le proprie competenze, quant'altro, quindi dove arriva uno dove non arriva uno può arrivare l'altro e viceversa, quindi la compensazione e la condivisione è fondamentale, importantissima. La comunicazione lo deve essere ancora di più, quindi per chi comunque è ancora più giovane, insomma, l'aspetto social, non dimentichiamoci dell'importanza dell'aspetto delle relazioni invece face to face, quindi insomma anche su questo secondo me bisogna fare della formazione sull'antisocial a volte, no? Nel senso che ricordiamoci poi che le relazioni non solo con gli ospiti ma anche con i colleghi, esatto, quindi anche quello dipende dalla qualità della nostra vita e del nostro business. E ci tenevo a dire questa cosa appunto perché insomma non dimentichiamoci che esiste ancora la relazione umano. Hai sentito? Assolutamente. No, dico, hai sentito? Giovane, io vi ringrazio tantissimo e anzi io colgo l'occasione per lanciare un po' una sfida ad ogni AERA di ogni regione, nel senso che ci sono sicuramente delle iniziative bellissime in ogni regione, portiamole in luce, quindi anzi io faccio un appello, quindi voglio vedere sempre più giovani in un contesto come AERA, voglio vedere anche più donne, più ragazze in AERA, no? Quindi, non fraintendete, soprattutto nel senso positivo della parola. Esatto, cioè, anche perché il tocco delle donne insomma, comunque ci vuole sempre, insomma, ci mancherebbe. Quindi contattateci AERA delle altre regioni, in modo tale che facciamo un po' una sorta di sfida, no? Quindi tutto in chiave positiva e positiva chiaramente. Ricordatevi che se fate parte di un'associazione, qualsiasi essa sia, i soci sono parte attiva, quindi il mio invito è di avete un'idea, volete fare qualcosa, proponetela, non vogliamo gente che si lamenta, assolutamente vogliamo gente che abbia voglia di fare qualcosa e insomma quindi lanciamo questa sfida a livello nazionale e raccontiamo un po' le regioni, ogni regione che cosa fa e che apporto può dare alle altre. Certo, se avete bisogno di contatti diretti, quindi se siete qui nel Veneto e volete saperne di più, oltre a chiamarmi personalmente a casa a qualsiasi ora non c'è nessun tipo di problema, poi in separata sede vi darò il numero di telefono. Abbiamo un sito, due siti veramente, il sito nazionale che è www.aeraclub.it dove troverete veramente tutte le informazioni, le foto e tutto, diciamo, quello che riguarda sia l'associazione che il turismo a 360 gradi. Per quanto riguarda il Veneto abbiamo nel nostro piccolo anche noi il nostro sito www.aeraveneto.it dove troverete i nostri contatti diretti per iscrizioni o per domande per qualsiasi tipo di questione o di iscrizioni, ma non solo, quindi anche di contatto a prescindere, insomma, siamo aperti a tutto. Benissimo, quindi se siete nel Veneto contattate loro, se siete parte di altre regioni aeraclub.it e quindi cliccate sulla vostra regione di riferimento per saperne di più. Esatto. Presidente, mi consenta la saluto. Nicolò, grazie mille, è stata una puntata bellissima e mi auguro veramente che si possa diffondere insomma, in modo propositivo la passione che abbiamo un po' tutti per questo mestiere, indipendentemente dalla posizione, dal ruolo e dal settore. Assolutamente. Okay? Per questa puntata è tutta, salutiamo anche gli ascoltatori di Media Hotel Radio, quindi la prima web dedicata ai professionisti dell'ospitalità, e viva i giovani, viva chi è più esperto. E pure i vecchi. Ciao!